Le cose da fare nel turismo, è inutile dirlo, sono tantissime. Siamo purtroppo ancora all'anno zero per tutta una serie di cose, programmazione nazionale, marchio nazionale, promozione. Già ci pensa la crisi a rallentare i flussi turistici in Veneto. Come se non bastasse, le strutture alberghiere devono fare i conti anche con la tassa di soggiorno, richiesta da numerose amministrazioni comunali. Una tassa considerata un odioso balzello fin dalla sua introduzione. Tassa di soggiorno a Padova è il problema della tassa di soggiorno in tutta Italia, è una legge, la nostra contrarietà è nota, le nostre opposizioni sono note, è una legge, è una cosa fatta male e peggio realizzata. A Padova stangati 138 fra alberghi e bed and breakfast che non avrebbero versato al comune i 3 euro a turista previsti dalla normativa. Gian Ernesto Zanin, presidente della sezione Terme e Turismo di Confindustria, ha incontrato il sindaco e gli ha fatto una proposta. Dimezzare la tassa nei periodi di bassa stagione, cioè quindi quando il turismo organizzato è più presente. Questo darebbe sicuramente competitività alla destinazione da un lato e un po' di ossigeno al sistema. Il numero così elevato di sanzioni, conclude Zanin, dimostra che siamo di fronte ad un problema oggettivo. Bisogna sedersi attorno ad un tavolo per rimodulare la tassa. Chiaro che a noi piacerebbe che fosse tolta, non so se questo sarà possibile, ma sicuramente su questo credo che si potrebbe anche aprire un dibattito sereno ma serrato.